Buongiorno a tutti da Bruxelles, dove in queste ore stiamo seguendo le drammatiche notizie che arrivano dalla Turchia e dalla Siria. Sono migliaia le vittime che hanno perso la vita e tante ancora sono le persone sotto le macerie. Il mio pensiero va in queste ore ai genitori che hanno perso i loro figli, ai bambini rimasti orfani, a chi ha perso tutto, l'intera famiglia, ma anche alle decine di migliaia di persone che sono rimaste senza una casa. Le immagini che riceviamo lasciano senza fiato, eppure è già il momento di reagire per salvare più vite possibili e di assistere con servizi e beni di prima necessità le persone sopravvissute. L'Unione Europea ha attivato il meccanismo di protezione civile, mettendo a disposizione sul territorio le squadre di ricerca e salvataggio. Nel frattempo anche i singoli Paesi membri hanno fatto la loro parte, come l'Italia, che ha messo a disposizione personale della protezione civile. In questi momenti drammatici ognuno è chiamato a fornire tutto l'aiuto possibile, ma chiedo soprattutto al governo e al presidente turco di essere responsabili. Non sia questo disastro l'occasione per una stretta allo Stato di diritto. Arriverà il momento in cui ci chiederemo se parte almeno di questa catastrofe si sarebbe potuta evitare con una cura maggiore del territorio, un'attenzione all'ambiente e con investimenti adeguati per le infrastrutture e le abitazioni. Siamo comunque vicini al popolo turco e a quello siriano, oggi e finché le persone colpite non avranno una casa.